Il Casteldario non vince in casa dal lontano 7 novembre, troppo per un aspirante capolista. Affronta lo Sporting Cerlongo che in trasferta non ha mai perso. Padroni di casa in maglia bianconera, subito all'offensiva. Sponda mancata di Caputo che però si ritrova il pallone tra i piedi. Splendida la risposta di Rosa che salva lo 0-0 di partenza. Il Casteldario deve però fronteggiare uno Sporting Cerlongo molto motivato e tanti pericoli arrivano dalla fascia sinistra. Botturini, traversone al centro, Nuvolari. Il pallone gli rimbalza sulla schiena, poi viene allontanato dalla difesa. Calcio di punizione affidato al sinistro di Righetti. Parabola arcuata, spunta alle spalle di tutti Caleffi e manda in vantaggio lo Sporting Cerlongo. Vediamo il gol di Caleffi che sblocca il risultato. Punizione battuta da Schiavo, si porta il pallone sul sinistro, Bonzanini, una debole carezza che termina sul fondo, ancora troppo poco per il Casteldario, ancora una punizione dalla sinistra e ancora Righetti, palla vagante, difesa dormiente, Melillo in gol, raddoppio per lo Sporting Cerlongo, stavolta di piede prima di testa, comunque un gol abbastanza simile al precedente, incertezza di Covaci, subito ne approfitta il rapace Caleffi per segnare il gol del raddoppio e su questo punteggio termina il primo tempo. Si fa sentire nello spogliatoio mister Andrea Zanichelli, vuole scuotere il Casteldario, è entrato Damiano Settimo, vedete in possesso di palla con il numero 14, palla che filtra, Melillo accorcia le distanze, questa volta la disattenzione è della retroguardia dello Sporting Cerlongo, vedete Salvetti non riesce a allontanare il pallone, sbuca alle sue spalle Melillo e di mezzo alle distanze. Ancora il Casteldario pericoloso, il colpo di testa di Schiavo termina sulla traversa. Non c'è nemmeno fortuna per gli uomini in maglia bianconera, ancora una punizione per Schiavo. Melillo costretto ad allargarsi, riesce a operare un buon traversone e poi sottoporta l'errore di Nuvolari. C'era anche Menegollo, nuovo entrato sulla traiettoria del pallone. Menegollo con il numero 15. Nuvolari ormai costantemente nella metacampo dello Sporting Cerlongo. C'è un pallone dentro, sfiorato, ci arriva Melillo per il 2-2. Il pareggio agganciato in extremis dal Casteldario. Melillo firma la sua doppietta personale, 2 gol come Caleffi dello Sporting Cerlongo. L'arbitro Martino decreta la fine del match, Casteldario Cerlongo 2-2 e allora ne approfitta il Curtatone per allungare in testa alla classifica.